Ghost of the Wine finalmente a Roma e finalmente a casa di Viviana, anche se lei da Roma è scappata per amore, anzi è fuggita per l'amore della Maremma, e siamo molto contenti da toscani, però oggi siamo a Roma, ci fa tantissimo piacere essere in questo posto bello e di portare anche le bellezze della Maremma toscana. Il tema di stasera parliamo di vendemmia, quindi come sta andando, siamo in anticipo, siamo in ritardo, c'è preoccupazione, ottimismo? Siamo in anticipo. E quest'anno, anche dovuto al caldo, non c'è tanta uva, devo dire la verità, poca, buona, ma non tantissima. Che per molti è quasi auspicato, perché dice non ho venduto poco, il Covid, speriamo venga poco. No, già noi ne facciamo poca e per cui è abbastanza... Però sì, vediamo un attimo. Stiamo assaggiando un bianco Maremma sono particolare, è Calma e Gesso ed è un Semillon. Ecco, Semillon vogliamo raccontare un po', chi non lo sappiamo, che si usa appunto Sautern nella parte di solito. Usato per il Sautern oppure perché in Francia da quelle parti hanno dei Sauvignon abbastanza come si dice, delicati, e per dargli un po' più di corpo hanno bisogno del Semillon. Queste note di popone, di albicocca, cioè un frutto abbastanza di pesca. Questo portandolo in Maremma uno pensa che siano anche troppo rotondi, invece questo c'è una bella freschezza. Sì. Ecco, i terreni è sempre una questione di terreni, di grandi scheletri, di grande scheletro, di un po' di argilla e anche all'altezza. Questo qui l'avete già vendemmiato quest'anno, il Semillon? Quest'anno sì, l'abbiamo già vendemmiato, pochetto. Quel pochino, cioè, tre chicchi l'avete tirati giù, è stato faticoso. No, sono molto contenta perché dal 2013 l'abbiamo piantato, la prima vendemmia è stata nel 2019, per cui ci è voluto un po'. Effettivamente, ricordo, al di là di queste note, non insiste molto sul frutto dolce, ma la freschezza, l'acidità, bella taglienza. E poi è bello originale. Caratteristica dei nostri vini, insomma. Dove si ricordano. Esatto. Ecco, e invece parlando di un abbinamento, Fulvio stasera non abbiamo capito ancora cosa ci prepara, però un abbinamento per esempio con il rosso. Con rosso, che dunque voi siete partiti con Morellino, però invece adesso vi siete, ecco, c'è sempre, però c'è anche questo Sangiovese in purezza che è un 2013. Quindi 2013 uscite ora col 2013, insomma, nel senso il Brunello è uscito col 15, il Barolo col 16 e voi col 13. Quindi cos'è che permette al Sangiovese in Maremma di arrivare? Ecco, ha bisogno di rimanere nei legni, di togliere quei tonnini verdi e di affinarsi un attimo. Stasera c'ha insieme la dolcezza piccante, la speziatura, queste note di tabacco, cuoio e questa bella ciliegia. E effettivamente ero un po' scettico quando ho letto 2013, quindi questa è una selezione anche superiore a livello di Morellino, sono comunque uve di Morellino. Morellino facciamo solo la riserva e siamo col 2015. Anche lì comunque un 95% di Sangiovese e un 5% di Alicante, dipende un po' dagli anni. La qualità del vostro suolo, questo lo diciamo per quelli un po' più nerd del vino, voi avete questo scisto particolare, no? Avete questo, ecco, che è una cosa che si trova in Corsica, si trova in Romagna, si trova a Montalcino, nel Chianti Classico. E cosa dà al Sangiovese questo suolo? A tutti i vini gli dà grande mineralità, sapidità, persistenza poi quando li bevi, acidità, una bella acidità. A dispetto della Maremma, tutti pensano a un posto caldo e inospitale per il vino, invece grandissimo, fatto sì, slamiata, no? Abbastanza arrampicata. E poi facciamo delle vendemmie anticipate, insomma. Si può fare grandi vini. Si possono, Grazie, è la nostra sfida. Grazie mille Viviana, Grazie a te, ciao.